Un gommone accessibile a tutti, anche da chi è in carrozzina. Un progetto realizzato in soli 5 mesi, bruciando le tappe di un percorso che normalmente sarebbe durato 4 anni. Promotore infaticabile del progetto è stato un paziente dell'ospedale San Camillo del Lido di Venezia, Giovanni Galiffi, coneglianese. Ebbene sì, il gommone per la libertà è diventato realtà e tutto questo è grazie a tanti sponsor e amici del mio territorio di Conegliano che mi hanno sostenuto. Il nuovo mezzo è stato varato l'altro giorno nella base nautica di Malamocco della sezione di Venezia della Lega Navale Italiana. A progettarlo Vincenzo Sorrentino, mentre l'iniziativa ha coinvolto appunto la Lega Navale Italiana, la Fondazione San Camillo, con la precedente gestione dell'ospedale da pochi giorni passata in mano alle suore Mantellate. Tra i vari sostenitori anche il Comune di Venezia e il gruppo operativo AISM del Lido. Io devo dire appunto grazie alle persone che spesso non vengono nominate ma che fanno un grande lavoro. Una scommessa diventata realtà. Abbiamo lavorato giorno e notte io e Vincenzo Sorrentino, colui che ha creato questo gommone. Io e lui l'abbiamo plasmato non perché io abbia fatto qualcosa, ma insieme abbiamo visto in base alle esigenze, mi ha costruito su misura questo gommone. Ora la sfida non si ferma qui. L'auspicio più grande è che il gommone per la libertà ci sia un gommone per la libertà in ogni marina d'Italia e del mondo. L'appello a tutti è quello di stare connessi. Ci saranno tanti altri progetti e sorprese, sempre nel segno dell'inclusione senza barriere.